complesso monumentale Villa Torni di Mogliano Veneto, imponente testimonianza storica dell'epoca della Serenissima Repubblica, come innumerevoli altre ville venete, rimane l'emblema di una identità territoriale degna di considerazione. Queste grandiose opere architettoniche, sopravvissute alle drammatiche vicissitudini umane, nei luoghi in cui la memoria ha prevalso al comune istinto distruttivo necessario per dare spazio al nuovo, affidandosi alla forza rigenerante della tradizione, possono diventare luoghi accoglienti e laboratori creativi, se affidati alla cura di persone responsabili dedite al servizio sociale. L'annuale Festa dei Torni, quindi, evidenzia la fantasia di tanti appassionati della propria terra che, accogliendo l'eredità del passato, propongono novità originali, divertendo. La Villa Torni è una presenza importante nel territorio di Mogliano Veneto. È una villa che ha caratterizzato gran parte della storia di questo territorio. Quando la villa è passata dalla famiglia Torni alla collettività, nel lascito era specificato che ogni anno dovesse venire ricordata comunque la famiglia attraverso una festa. Questa festa negli anni è diventata un po' la sagra di Mogliano Veneto. Quest'anno è stata riproposta sotto una nuova veste, con un nuovo format, pensato da alcune delle associazioni che negli ultimi tempi sono ospitate proprio in questa sede. Sono i Magnifici 4. C'è una signora che è molto appassionata ai canti francesi, ha appena cantato La Vie en Rose, adesso cantano un brano del 1881 di Gastaldon, Vorrei baciar i tuoi capelli neri, che fa sempre commuovere tutte le coppie. Voglio dirle che i Gastaldon sono dal Montello, da Volpago di Montello, e quando sono stata in Brasile a trovare i nostri emigranti, a Ishara, la città di Ishara, c'è il sindaco Gastaldon. Come sente abbiamo un tenore, un soprano. Questo sarebbe il settore riservato alle persone diversamente giovani che amano un po' il passato. Villa Torni è sempre stata una location importante per Mogliano e per i dintorni, e possiamo anche dire che si trova in una posizione strategica. La Festa dei Torni in passato era un appuntamento molto sentito, molto importante per la cittadinanza. Le associazioni che sono attualmente ospitate nella villa hanno quindi pensato di riproporla e magari anche di rinnovarla un po', per fare in modo che sia chi se ne ricorda dal passato, sia chi invece ne ha perso un po' il ricordo, la potesse ritrovare e potesse al contempo anche scoprire le varie attività, le varie iniziative svolte dalle associazioni che qui hanno trovato la loro sede. Quindi ci sono associazioni che si occupano di fotografia, di musica, di arte, che lavorano con i bambini, con i ragazzi disabili. Ci sono tante realtà molto interessanti e che riteniamo valga la pena riscoprire. Anche per questo abbiamo deciso appunto di mettere in piedi questa nuova versione della Festa dei Torni. Sono Iosa Migliorino dell'associazione Oltre Arte, che opera qui a Mogliano a Villa Torni ormai da un anno, anche se lavoriamo un po' in tutte le città del Veneto, e ci occupiamo di didattica dell'arte, di diffondere la cultura e la storia dell'arte nel territorio veneto. In che modo? Attraverso corsi di disegno, di pittura, di storia dell'arte, organizzando eventi e stage sulla tecnica dell'affresco. La tecnica dell'affresco chiaramente è una tecnica desueta ormai, che viene un po', è stata un po' lasciata andare, ma che noi abbiamo ripreso in mano occupandoci di creare un affresco su un materiale leggero che possa essere appeso nei tranquillissimi muri di casa nostra.
In genere facciamo appunto, come ha detto José, corsi sull'affresco e altri corsi vari, dal disegno davvero all'astrattismo, di tutti i vari livelli. Oggi invece ci occupiamo dei bambini, anche perché penso che da gennaio in poi istituiremo un corso anche per loro il sabato. Lavoreranno con gli acquarelli e con i pennarelli secondo alcune regole di alcuni artisti contemporanei. Quindi poi per quanto riguarda ciò che si sta facendo fuori, ci sono tantissime bellissime attività. Alle 5 incominceranno una sfilata di moda di costumi da bagno e abiti da sposa. Poi ci sono, qui fuori abbiamo una macchina del tempo, c'è un artista fotografo che farà delle fotografie particolari a chi entra in questa cabina del tempo. E poi ci sono i vari stand delle varie associazioni, abbiamo il bar, la caffetteria, avremo anche un reparto mangereccio e basta, insomma diciamo che c'è tanta gente e siamo molto contenti. La cabina del tempo perché? Perché praticamente io con questa mia invenzione che porto avanti da 4 anni voglio riportare l'uso della fotografia stampata e dell'uso delle cabine delle fototessere in sé per sé. Però il mio progetto è più divertente e interessante perché tu entri dentro, sei quello che sei, non importa chi tu sia, mi fai le meglio facce che conosci, quindi più buffo sei meglio è, e via così te le porti a casa in 1 minuto neanche, stampate per una cifra onesta. E noi siamo la Filanda Photo Club e siamo qua in Villa Torni a fare le nostre fotografie. Oggi stampiamo ritratti agli invitati e per raccogliere fondi per la nostra associazione e per la villa. La villa ci ha affidato una stanza in cui stiamo cercando di costruire uno studio fotografico. Intanto sono una stilista e a parte questo ho anche decorato questi piatti per dare una mano all'associazione che fa parte di questa villa e dobbiamo comprare comunque un'altalena, per cui siamo andati addirittura alla Tognana che fa ceramiche, ci hanno dato i piatti regalati e io li ho dipinti per dare una mano a tutti. In più fra un poco ci sarà la sfilata di costumi da bagno e le ragazze, la maggior parte delle ragazze che sfileranno sono del nuoto sincronizzato e ci saranno anche una piccola coreografia fatta da loro anche per il fatto della guerra, quindi con la bandiera dell'Italia sarà una cosa fantastica. La sfilata di costumi da bagno di quest'anno a Villa Torni è nata da un'idea molto semplice. Abbiamo voluto ringraziare Anna Maria Petrone, che è una stilista del territorio e che ha pensato ad una serie di costumi da bagno con la collezione completa, anche con il vestito completo di Mare Moda. E poi abbiamo pensato di prendere non delle modelle professioniste, ma abbiamo pensato di lavorare con un bel concetto. I costumi da bagno possono essere indossati da delle splendide nuotatrici di nuoto sincronizzato, le quali si sono prestate a fare anche la loro prima esibizione e sono riuscite a fare il primo evento fuori dall'acqua, all'asciutto. Ma questo perché? Per sollevare il grande problema di oggi, che è quello legato al riscaldamento della terra, quindi l'acqua sta sparendo dalla nostra terra. Queste ragazze bellissime con il sorriso ci stanno ricordando questo e hanno fatto una esibizione straordinaria con la bandiera italiana. Perché? Perché noi vogliamo un'Italia unita, vogliamo dei popoli uniti, vogliamo delle menti unite, ma soprattutto vogliamo il benessere della nostra società e queste, grazie a questa splendida bandiera, sono riuscite a mandare l'altro grande messaggio. I giovani oggi pensano ovviamente al centenario della Grande Guerra. I nostri vecchi
vecchi che ci hanno regalato questa libertà, ci hanno permesso di vivere oggi un benessere del nostro territorio.